Arriva puntuale come sempre, ogni fine settimana, quello che è il riavvolgere il nastro dei principali temi trattati alla nostra redazione giornalistica durante l'arco di una settimana, quindi dei 7 giorni, e per questo poi il numero ricorrente è il 7, quindi in apertura cogliamo l'occasione anche per ringraziare tutti coloro i quali dalle 5 province, non solo, della Calabria ci seguono, ovviamente mandando attestati di stima per il lavoro genuino della redazione giornalistica e anche di chi ci governa in regia e che seleziona poi gli argomenti da trattare durante la settimana, che è il nostro regista, che è Luca Chita, quindi colgo l'occasione per ringraziare. Ma quali sono i temi della settimana? I temi della settimana sono più o meno quelli che stanno caratterizzando il vivere non soltanto della nostra nazione, ma a livello planetario, perché i numeri del Covid continuano ad essere preoccupanti, a destare preoccupazione, soprattutto nell'imminenza del ritorno di quella che poi sarà la stagione un po' più fredda, quindi quella autunnale, anche se poi sappiamo che ci sono dei cambi vertiginosi con il famoso dire che non esistono più le mezze stagioni, quindi come andremo incontro rispetto a una ripartenza tanto agognata. Parliamo delle scuole, parliamo delle università, parliamo di un ritorno alla normalità, ma che probabilmente non abbiamo saputo gestire da un punto di vista personale. Le società sono ordinate quando serve, ma poi all'improvviso, quando le regole probabilmente non vengono dettate con determinazione, relativamente poi a quelle che erano le regole fondamentali, che ancora continuano ad essere quelle del distanziamento sociale, che è un termine brutto, consentitemi di dirlo, ma efficace dal punto di vista di quelle che poi sono le norme da rispettare per far sì che il virus non si propaghi. Abbiamo ancora grandi numeri in Italia, destano preoccupazione ovviamente i numeri crescendo anche nella nostra regione, soprattutto in relazione al fatto di quanto poi siamo preparati da un punto di vista della sanità, che sappiamo essere un anello debole o il tallone d'Achille, uno dei più preoccupanti di questa nostra regione. Ma dal punto di vista nazionale, quello che sta succedendo sono ovviamente i tentennamenti. Aspettiamo l'uscita di un nuovo DPCM che possa regolare o comunque indirizzare gli atti da portare avanti, le buone norme per quello che riguarda una possibile riapertura di quelli che sono poi i posti cruciali della vita in Italia. Sappiamo che la nostra nazione ha bisogno ovviamente che la cultura venga coltivata e venga coltivata nel giusto modo, quindi il rapporto, ripetiamo, con la scuola è il punto cruciale, visto che il 14 riaprirà in gran parte d'Italia e poi assistiamo però al fatto che in alcune regioni si stia procrastinando questa data e sappiamo anche che probabilmente la Calabria con 1000 difficoltà sta provando a prepararsi per quella che è la data del 24 settembre. Intanto poi dal punto di vista della politica regionale c'è da registrare anche qualche polemica sul ritardo di alcuni bandi, sul ritardo sulle uscite delle graduatorie a sostegno dei borghi, a sostegno del turismo, perché ancora chiusa la parentesi della stagione estiva non abbiamo risultati in tal senso, così come una polemica che è venuta fuori in un alterco tra Muccino e il Salvini, poi perorata questa causa dal punto di vista salviniano, ovviamente dal punto di vista del vicepresidente della Regione Calabria, che ha sostenuto ovviamente e non ha accolto di buon grado queste definizioni, queste uscite sui social fatte da Muccino, probabilmente dimenticandosi che lui stesso da vicepresidente ma da assessore alla cultura ha firmato un contratto per un docufilm, un mini spot, comunque degli spot che dovranno pubblicizzare la Calabria. Incongruenze di questa nostra nazione, di questa nostra regione in particolare, ma partiamo con i titoli. 7 in questo numero. Turismo, bilancio estate 2020 positivo, assoverato operatori più che soddisfatti. Covid-19, virus con cui convivere, contagi in crescita. Scuola, il 24 in Calabria tutti in aula, apprensione crescente in genitori e docenti. Siamo dunque al primo servizio di questo numero di 7 che riguarda il turismo. Anche qui ci sono stati tanti pareri contrastanti perché in alcune zone della Calabria si sono lamentati gli operatori per la scarsa azione, probabilmente relativamente anche a problemi
che sono atavici per quello che riguarda la Calabria. Stiamo parlando di depurazione, stiamo parlando della raccolta dei rifiuti, che quest'anno è stata particolarmente disastrosa e quindi in alcuni posti, vedi Costa degli Dei, ha creato non pochi problemi, ma ricordiamoci anche dell'acqua Reggio Calabria, così come dei rifiuti nella città metropolitana, ma anche nella zona, nell'interland della città metropolitana. Ma invece in questo primo servizio vediamo che c'è qualcosa di positivo che è accaduto, perché da Soverato arrivano buone notizie. Il mare di settembre continua ad incantare. Nella perla dello Ionio Catanzarese a Soverato si tracciano i primi bilanci di un'estate a cui tutti gli operatori balneari hanno guardato con sospetto. In questo storico lido, aperto nel 1837, 5 generazioni a gestirlo tirano un sospiro di sollievo. Abbiamo lavorato, la paura c'è stata, poi i clienti nostri hanno cominciato a fare le prime prenotazioni e allora un pochettino ci siamo rincuorati pure noi. Lo stabilimento è cominciato a riempirsi, poi abbiamo avuto delle visite, dato che il sabato e domenica venivano dai paesi vicini a prenotare gli ombrelloni. Noi adesso stiamo snellendo le file perché si prevede pioggia sabato, come dicono i meteorologi, e niente. Tutto ok. Anche i ristoranti hanno dovuto rispettare le regole, più spazio, meno tavoli, un'estate diversa. Abbiamo avuto qualche clientela, un po' di clientela diciamo diversa, perché c'era qualche turista in più. Forse ha scelto questa meta sapendo che era più tranquilla per quanto riguarda coronavirus o contagi, quindi siamo andati benissimo, diciamo, non mi posso lamentare. La crisi si è trasformata in opportunità. Si è sviluppata una bellissima stagione, i mesi luglio e agosto sono stati davvero pieni di gente, il turismo c'è stato, non ci possiamo lamentare. La città, dice il sindaco, non si è fatta trovare impreparata. Soverato è stata forse la cittadina nella regione Calabria con più affluenze, con più visitatori, e quindi questo ci fa piacere perché è frutto di una buona comunicazione fatta in questi anni e anche del lavoro fatto durante il periodo del Covid, nel periodo del lockdown, in cui abbiamo gestito con grande attenzione il nostro territorio. E probabilmente c'è da fare un ragionamento, perché i posti poi che hanno ovviamente lavorato per ottenere la bandiera blu, che sappiamo che non è soltanto il mare pulito, ma è tutta una serie di azioni amministrative anche dal punto di vista dei servizi, che probabilmente hanno anche favorito l'arrivo di nuovi turisti, nuovi tra virgolette, perché sappiamo anche che il turismo di mobilità interna alla regione ha garantito delle economie, soprattutto per quello che riguarda il periodo post-lockdown, dove era veramente tutto quanto in forza. E comunque registriamo questo dato positivo di Soverato. Parlando poi invece di un argomento clou in questo momento, perché ci sono tante discussioni, tante preoccupazioni, è il dato relativo al Covid. Abbiamo primi 4 servizi per voi. Convivere con il virus, era questo lo slogan coniato qualche mese fa, quando si progettava la ripartenza del paese dopo il lockdown, ed è quello che si sta facendo adesso, con un po' di anticipo rispetto al temuto autunno, perché il sole e il mare non hanno debellato il SARS-CoV-2, come qualcuno aveva profetizzato, ed oggi facciamo i conti con diversi focolai, che hanno fatto salire il numero dei soggetti positivi anche in Calabria. Sono lontani i tempi del contagio zero, ogni giorno il bollettino riporta positività in doppia cifra. Il Covid viaggia per lo più in modo silenzioso, poi emerge un caso sintomatico che fa scoprire le ramificazioni più o meno estese. Questo dipende dai contatti che i soggetti positivi hanno avuto e dalle precauzioni che hanno adottato. Inevitabile la diffusione del contagio in ambienti dove decine o centinaia di persone vivono a stretto contatto, come i CAS di Rende, Amantea e il CARA di Isola Caporizzuto. Ai numeri importanti che si registrano in queste strutture, paradossalmente però, non corrisponde un pericolo di larga diffusione del virus, perché con l'ausilio delle forze dell'ordine e forze armate, il lavoro dei sanitari dell'ASP viene facilitato dall'isolamento dei positivi. Più complicato gestire la situazione quando il contagio esce dai centri, come è successo a Lamezia, dove un mediatore culturale ha purtroppo trasmesso il virus ai propri familiari. L'ospedale dell'Annunziata ha retto la prima ondata di Covid-19, quella per intenderci iniziata nel mese di marzo e terminata con l'ultima dimissione dal reparto di malattie infettive, avvenuta l'8 giugno scorso.
Nel momento di maggiore pressione, malattia infettiva ha ospitato ben 34 pazienti, 6 la terapia intensiva. La recrudescenza della pandemia in Calabria ha portato alla ripresa dei ricoveri. L'azienda ospedaliera ha approntato un piano che prevede diversi scenari. Forti delle esperienze precedenti, abbiamo organizzato un percorso per così dire a blocchi. Mi spiego meglio. Ovviamente siamo andati ad occupare i posti delle malattie infettive, avendo la possibilità tuttavia di avere disponibili già da oggi altri 14 posti letto di ricovero ordinario per questi pazienti Covid, e quello che stiamo realizzando è un edificio esclusivamente dedicato alla patologia Covid, oltre che alle altre patologie infettive, così come ci siamo attrezzati sempre in maniera modulare per liberare allo stato attuale 6 posti letto da riservare ai pazienti Covid, sperando che non sia mai necessario occuparli. E al di là di questo, che è la fase 1, così come previsto anche dal Ministero della Salute in uno scenario come quello attuale, siamo pronti ad allargare il numero di posti letto sia all'interno dell'azienda ospedaliera di Cosenza sia nell'altra sede che è quella di Rogliano. Questi mesi sono serviti anche a modulare le terapie per i pazienti. L'approccio terapeutico è cambiato, la sperimentazione è servita a conoscere meglio l'efficacia dei farmaci. L'esperienza ha fatto sì che si focalizzasse su alcune delle terapie fra le numerose che sono state testate nel periodo più acuto. Quindi oggi le terapie consolidate sono quelle che maggiori risultati hanno dato nel periodo più critico. Di conseguenza si sta esaurendo la fase della sperimentazione, ma si entra sempre di più nella fase del consolidamento della patologia. Quindi questo sicuramente aiuterà a contenere la gravità della patologia. Erano Covid-free solo 2 mesi fa, oggi la situazione è cambiata. L'Annunziata di Cosenza, dove sono tornati con numeri significativi i ricoveri nelle divisioni di malattie infettive e rianimazione. Stiamo facendo un numero considerevole di tamponi perché c'è stato un incremento della processazione a livello del laboratorio, che in questo momento è unico, ma tra breve aprirà anche quello di Rossano, quello unico è quello di Cosenza. Nello stesso tempo abbiamo notato un incremento che è in trend con quello che succede a livello nazionale. La task force dell'azienda sanitaria provinciale monitora quotidianamente il territorio. La buona notizia di oggi è l'incremento della forza lavoro. Sono state autorizzate 6 unità infermieristiche dal commissario straordinario, la dottoressa Bettialini. Questo è importante perché andranno a rafforzare l'organico già sul territorio, ma soprattutto ci prepariamo alla stagione invernale e verranno utilizzate a 360 gradi sia per, come stanno facendo adesso, circoscrivere i focolai che purtroppo stanno aumentando tantissimo, sia per le attività di screening per i rientri, sia per tutte le altre attività collaterali che sono davvero tantissime. A poche settimane dall'inizio della scuola, già in atto i protocolli di sicurezza. Ci sono gli ambulatori sparsi per tutta la provincia all'interno del Dipartimento che faranno i test serologici ai docenti. Per ciò che invece attiene l'applicazione dell'ordinanza numero 63 della Regione Calabria in linea con quella nazionale, noi siamo già pronti come organizzazione nell'affrontare eventuali casi positivi all'interno delle scuole con l'obiettivo di circoscrivere il più possibile il focolaio. Assistiamo a un ritorno del virus e, come abbiamo visto, fin tanto che questo virus circola in giovani si mostra sempre e quasi sempre asintomatico. Il problema è quando arriva a individui più fragili o individui anziani che abbiamo i problemi, cioè lì il virus diventa più aggressivo e si finisce per essere ricoverati in ospedale, addirittura in rianimazione. Quindi bisogna stare attenti perché ancora adesso vediamo i primi segni di questo ritorno,
ma ci aspettiamo un ritorno più importante nell'autunno. I dati calabresi di queste ultime settimane sono simili a quanto avvenuto in altre regioni e il fenomeno è in crescita. Quando c'è un contagio significa che dietro questo contagio ci sono tantissimi altri individui che non sono stati evidenziati come infetti, quindi si può dire che almeno per ogni contagio ce ne sono altri 10 che non conosciamo, quindi i focolai al momento in Italia sono oltre 1800, sparsi dappertutto, quindi aspettiamoci che inevitabilmente questi numeri tenderanno ad aumentare, e anche in Calabria dobbiamo attenderci qualcosa di simile a quello che è avvenuto in altre regioni, quindi più che sperare in qualcosa che viene dallo Stato o dalla sanità, dai controlli, bisogna essere coscienti di doversi proteggere, cioè di non avere paura del virus, ma di stare attenti, nel senso che proteggendo noi proteggiamo gli altri, principalmente proteggiamo le persone più fragili, gli anziani e chi soffre di malattie croniche. Ma per il vaccino quanto tempo occorre? Il vaccino deve essere sicuro, sperimentato, altrimenti è un rischio, e quindi bisogna essere certi che questo vaccino dia garanzie. Il vaccino che dà garanzie necessita solitamente non di mesi ma di anni di analisi e valutazioni. Quindi bisognerà vedere quanto l'epidemia ci costringerà a rischiare effettuando un vaccino non ancora perfettamente sperimentato. L'apertura delle scuole sarà la cosiddetta prova del 9. Certamente ci aspettiamo un enorme incremento nella positività, perché come abbiamo detto bambini, giovani sono asintomatici, quindi quando andremo a valutare l'incidenza delle infezioni a livello scolastico ci aspettiamo che saranno sicuramente tante e quindi la nostra percentuale salirà. Quindi ripeto, non bisogna aver paura, bisogna soltanto cercare di prendere tutte quelle precauzioni a scuola come altrove che ci porteranno ad avere un decorso di questa epidemia diversa da quella che abbiamo visto prima per nostra impreparazione. Ora siamo preparati, cerchiamo di affrontare il virus come merita. Quindi 4 servizi che hanno trattato sia la situazione da un punto di vista dei fatti per quello che riguarda la sanità e la predisposizione degli spazi a Cosenza, in uno degli ospedali più importanti dell'intera provincia, che è quello dell'Annunziata. Quello che poi è lo stato dell'arte anche relativamente ai numeri, alla possibilità di fare una previsione che è quella dell'autunno, dove si sa già, lo abbiamo appena sentito, che i numeri cresceranno, e dove poi c'è soprattutto questo ritorno nelle scuole dove il banco di prova, la prova del 9, per come è stato detto, sarà quella che i giovani probabilmente, molti saranno asintomatici, ma che attraverso di loro ci sarà una possibilità di diffondere più velocemente il virus, quindi la pandemia, il che vuol dire che tutti gli ausili di protezione, tutte quante le garanzie, tutto ciò che è necessario per far ripartire il mondo della scuola, bisogna organizzarlo in maniera tale che non si debba essere poi costretti ad aprire ma immediatamente chiudere le scuole. Ovviamente non ci auguriamo questo e auspichiamo che sia il contrario, sperando che poi tutto possa essere pronto. Ma a proposito di questi primi 4 servizi che abbiamo sentito in relazione al Covid, c'è anche un rapporto con quella che è la generazione probabilmente di quelli che sono più asintomatici, quindi i giovani. E parliamo proprio di questo in un servizio curato da Gianluca Pasqua, tra paura e voglia di vita. Come affrontano il coronavirus i giovani? Cosenza, ore 19, è l'ora del passeggio su Corso Mazzini e per gli adolescenti dell'uscita quotidiana in queste giornate che precedono il ritorno a scuola. Diamo uno sguardo da lontano ai gruppetti di ragazzi nei luoghi di incontro e notiamo che la mascherina è davvero un optional. Pare proprio che il Covid-19 non sia tra le preoccupazioni dei giovanissimi cosentini che dialogano a distanza ravvicinata senza precauzioni come avveniva prima dell'arrivo del virus. Eppure, a tu per tu, si mostrano consapevoli del rischio che corrono per se stessi e per gli altri. Sono un po' preoccupato, ma il giusto, non ho troppa paura, diciamo. E usiamo le precauzioni che ci hanno indicato, mascherine, lavarsi le mani. Ogni tanto c'è la preoccupazione per i nonni, genitori, e alle persone grandi può succedere più frequentemente, diciamo, di ammalarsi per il Covid, quindi un po' di preoccupazione c'è sempre. Un po' preoccupato ci siamo come credo tutti, perché comunque
non tanto a noi che ci può pure capitare qualcosa, ma più che altro le persone più grandi sono un po' più a rischio di noi. Infatti l'importante è che comunque ci siano le precauzioni pure per tenere al sicuro i familiari, diciamo pure tutti quanti. Si spera che esca presto il vaccino. L'inizio per la scuola come lo vedi? La vedo un po' tragica perché ancora non si è capito bene come funzionerà questo anno scolastico. Speriamo il meglio possibile e che tutto vada bene. Probabilmente non si tratta di negazionismo, ma di voglia di vivere senza limitazioni. I ragazzi non rinunciano a mostrare il proprio sorriso, mettiamola così. Da quando si è riaperto, per quanto comunque dobbiamo tenerla, però ci sono situazioni in cui magari noi ragazzi ci rifiutiamo di portarla. Penso che l'uso della mascherina sia molto soggettivo e che debba partire comunque dalle famiglie, soprattutto magari per le persone minorenni che comunque sono più incoscienti. Tra i tanti senza mascherina, ecco una comitiva di responsabili, tutti maggiorenni e con la giusta preoccupazione per il virus o rispettosi delle regole. Io ce l'ho sempre, bene o male, perché sono un po' abbastanza responsabile, poi tanto tempo fa ho avuto, 1 o 2 settimane fa ho avuto dei sintomi, quindi un po' mi sono spaventato da questo punto di vista. Ho fatto il test serologico e sono risultato per fortuna negativo, però ho avuto questa paura di averlo, quindi da quel momento in poi l'ho portata sempre in qualsiasi caso. Per quanto riguarda me, lo posso prendere, poi la possibilità che la posso portare anche ai miei parenti ha un rischio abbastanza costante, cioè è molto rischioso da questo punto di vista e non voglio rischiare per la salute dei miei parenti. Ci hai ricordato che sono passate le 18, quindi è obbligatoria mettere la mascherina, quindi io già indossavo. E quindi si parla di educazione e quindi di un rapporto con le famiglie, e quindi di coscienza, e quindi di maturità. E a questa età ovviamente la voglia di vivere in libertà, di avere un contatto è fondamentale, ma bisogna ricordarsi che probabilmente, tra virgolette, lo sbracamento degli ultimi mesi non ci ha certamente aiutato. I numeri li avevamo riazzerati, ma tutto quello che poi di non saggio è stato agito da parecchi calabresi, il risultato è questo, di nuovo i numeri ovviamente in crescita, che destano non poche preoccupazioni. E riallacciandosi a quello che poi è un argomento importante clou per questo mese, ma anche per il proseguo di questo anno, in relazione a una ripartenza delle attività culturali importanti e fondamentali per la nostra nazione e per la nostra regione in particolare, confrontiamoci con questa serie di servizi con il mondo scuola. Si avvicina il 24 settembre, data della riapertura delle scuole in Calabria, un giorno sempre particolarmente atteso, ma che quest'anno lo è ancora di più. Sono tante le preoccupazioni di docenti e genitori che dovranno lavorare assieme per garantire davvero la sicurezza degli studenti, che parte dall'adeguamento delle aule e dei servizi. Ma qual è la situazione nelle diverse aree della regione? Cerchiamo di fare il punto. Partiamo dalle dichiarazioni del ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, che ha chiaramente parlato di una seria possibilità di contagio. La scuola, ha detto, non è un luogo fatato dove c'è il rischio zero e quindi serve molta cautela. I dirigenti dei diversi istituti e le amministrazioni locali l'hanno ben capito e da tempo. Nella Presila Catanzarese, per esempio, i sindaci chiedono aiuto alla regione. Dopo un periodo di relativa tranquillità, i contagi hanno subito un'impennata in tutta l'area, tanto che il sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino, ha sospeso la campagna elettorale, sospese anche le celebrazioni liturgiche e tutte le attività scolastiche fino a nuovo ordine, che si spera arrivi presto. Problemi d'altro tipo a Locri, dove il sindaco Giovanni Calabrese è in lite con la dirigenza del locale liceo classico, che vuole anticipare la riapertura delle lezioni in deroga alle indicazioni della regione Calabria. E qui i toni si sono davvero scaldati, con continui botta e risposta, diatribe che non fanno bene in questo periodo di paure e di incertezze. Questo settembre dunque per la scuola sarà davvero caldissimo.
Il governo potrebbe correre ai ripari rendendo obbligatorio il test sierologico per insegnanti e personale ATA. Intanto è molto bassa in tutta Italia la percentuale di soggetti sottoposti ai test. In Calabria ai minimi termini. L'adesione è infatti inferiore al 10%. Secondo la Federazione Italiana Medici Generici di Catanzaro, i fattori che hanno contribuito a non ottenere un buon risultato, almeno fino ad ora in alcune province, sono legati al ritardo con cui molte aziende sanitarie si sono attivate. Si rischia un altro flop come quello registrato con l'app Immuni. Gianfranco Morrone, un docente intenzionato a sottoporsi al test, ci racconta quali ostacoli ha incontrato. Contattando il mio medico di famiglia, per come era stato indicato nella nota del Ministero, non ho indicazioni per come poter fare questo test. Ed è la quarta o la quinta volta che contatto il mio medico. Ma lui purtroppo dice che non ha indicazioni in merito e quindi io non riesco a fare il test. Ha parlato con qualche suo collega che è nella stessa situazione, si è informato? Sì, tanti altri colleghi e amici che insegniamo nella scuola pubblica italiana, in questo caso calabrese, non possiamo fare il test. Noi ci aspettavamo di avere a disposizione un minimo di collaborazione da parte delle aziende. È disarmante che le aziende sanitarie non abbiano distribuito ai medici, ovviamente, i test e i dispositivi di protezione individuale. Noi abbiamo uno scollamento tra quella che è la disposizione regionale concordata con il dottor Belcastro, c'ero io presente, e quello che poi viene organizzato a livello aziendale. Vi ripeto, Catanzaro, dove sono operative le strutture organizzate che si chiamano UCCP, cioè i medici sono organizzati, hanno spazi disponibili, hanno personale infermieristico e quant'altro, hanno dato una risposta del 96%. Com'è invece la situazione in provincia di Cosenza? La riorganizzazione del territorio è bloccata in maniera imbarazzante da 2 anni. E quindi ci sono territori che si sono meglio organizzati, dove comunque c'è un'efficacia dell'azione completamente diversa. Poi ovviamente il dato in provincia di Cosenza è preoccupante, molti stanno provvedendo anche, parlo di docenti o comunque del personale, all'effettuazione del test serologico in maniera autonoma, ma il numero in generale rispetto alla settimana scorsa è cresciuto in percentuale. Ci auguriamo che con il lasso di tempo che manca al giorno della riapertura si possa colmare il gap che abbiamo per esempio con Catanzaro, ma con ovviamente le province, le città, i luoghi, i territori che da questo punto di vista stanno predisponendo per come si deve, si stanno predisponendo per l'appunto alla riapertura delle scuole. Siamo giunti al termine di questo numero di Seven, ovviamente ci vediamo la prossima settimana, vi invitiamo a restare sempre sul 10 del digitale terrestre. Questa è TEN, la televisione che 24 ore al giorno su 24 vi fornisce informazione. A proposito dell'informazione vi lasciamo con la notizia che oggi, quindi 13 settembre, fino al 20 settembre ovviamente, per l'intera settimana avete la possibilità di frequentare con ovviamente le norme anti-Covid un festival internazionale importante che è l'Eifest International Film Festival di Castrovillari. Ci saranno diverse sezioni ovviamente dedicate dai giovani ai docufilm, ma con una partecipazione importante di partner importanti come il MIBAT, Rai Cinema, tantissimi consolati anche stranieri, quindi una grande partecipazione anche da un punto di vista delle presenze artistiche che ovviamente caratterizzeranno questa prima edizione. Ripetiamo, del primo Festival Internazionale del Cinema, Eifest di Castrovillari. Ci vediamo la prossima settimana.